Allora, volevo solo spiegarvi il motivo perché è stata fatta questa mostra. Perché è stata fatta questa mostra? Perché tra qualche giorno, diciamo una quarantina di giorni, a Cuneo ci sarà la donata degli alpini. E visto che Cuneo è stata scelta come altre città ogni anno, dove si ritrovano gli alpini che arrivano da tutta la parte d'Italia e non solo, anche dal Canada, dall'Argentina, dalla Francia, dall'Australia, gente che erano italiani, che hanno fatto il militare, fatto la guerra nel corpo degli alpini, poi per problemi di lavoro sono emigrati in altri stati, però hanno sempre il senso degli alpini. E allora ogni anno si ritrovano, e se vediamo questa immagine è stata fatta da una fioraia che ha visto la donata degli alpini come Cuneo, diciamo il ponte di Cuneo, le sue case, con i tetti rossi, le chiese, le colline, la Bisalta, proprio con un occhio così per dire Cuneo città che riceve l'80ª adunata. E questo è stata vista così dagli occhi di una fioraia. Mi sembra che l'effetto, l'impatto sia immediato, uno riesce a capire cosa vuol dire la donata degli alpini a Cuneo, che il ponte è il simbolo, diciamo, di Cuneo. Abbiamo voluto proprio per questa donata dell'80ª donata degli alpini creare dei momenti, e praticamente questa manifestazione è stata intitolata Aspettando la donata, e si è cercato di fare dei momenti con una mostra che indica gli alpini di ieri e di oggi, e poi ci sono state altre manifestazioni, diciamo una corale nel teatro civico dove ci sono stati i canti alpini, degli spezzoni con interviste a dei reduci, la presentazione di un libro di un ragazzo qua di Caraglio che si intitola Sulla testa degli alpini, e proprio per dare un senso a questa 80ª adunata. Noi abbiamo anche voluto fare questa mostra degli alpini senza pretese, però cercando proprio di riuscire a dare un'immagine di quello che può essere, quello che sono e quello che possono essere gli alpini, dare un momento di storia da quando sono nati fino ai giorni nostri, non solamente gli alpini in armi, ma anche dei gruppi, di quello che fanno tutti i giorni praticamente, quello che gli alpini che sono in congedo riescono a trasmettere alla gente tutti i giorni. Ecco, seguendo il percorso della mostra noi abbiamo iniziato di dare un senso praticamente alla storia, proprio da quando sono iniziati gli alpini, sono nati e i motivi perché sono nati, anche solo per dare un senso a certe cose degli alpini, no? Praticamente vedere che poi si vedrà la trasformazione dall'inizio, quando sono nati, ai giorni nostri degli alpini. Se iniziamo a vedere qua, si vedono dei fogli che praticamente sono fogli matricolari, libretti personali, ci sono tante cose. Questi fogli matricolari praticamente stanno a indicare, come per i ragazzi, una pagella. Era praticamente per le persone, specialmente negli anni passati, per gli uomini che venivano reclutati come militari, e questo come foglio matricolare sta a indicare tutte le persone che fanno il militare, non solo negli alpini. Però riguardando gli alpini, questo è un foglio dove viene praticamente trascritto tutto quanto è stato fatto e quello che il militare ha fatto durante il richiamo, se ha fatto solamente il militare, se ha fatto delle guerre, delle campagne di guerra, e su questo viene trascritto praticamente tutto quello che ha fatto, le campagne. E qui vediamo che ci sono dei fogli di persone che hanno fatto diverse campagne, diversi anni di guerra, le campagne dell'Albania, della Russia, della Grecia, gente che ha fatto 4-5 anni di militare con sofferenze, penso ai giorni nostri difficili da raccontare. E questo praticamente era una pagella che
dove c'era scritto tutto quello che aveva fatto, se ci sono state delle decorazioni, delle punizioni. Ai giorni nostri è come per dire avere una pagella di un alunno. Ecco, anche un altro foglio molto interessante è questo, dove c'è scritto requisizione dei muli. Ai tempi passati purtroppo non esistevano automezzi e gli alpini, il corpo degli alpini usava praticamente i muli, solamente che nell'esercito i muli non erano a sufficienza e le popolazioni di montagna usavano i muli per i lavori praticamente di tutti i giorni e dovevano sottoscrivere, venivano requisiti questi muli, all'occorrenza se vi erano in campagne di guerra, l'esercito requisiva questi muli che avevano praticamente una matricola, venivano usati dall'esercito, alla fine delle operazioni venivano ridate ai legittimi proprietari. E anche questo voleva anche dire che per i legittimi proprietari era un sacrificio, perché all'epoca già in montagna la vita era dura, ancora privarsi di un animale che era il supporto praticamente della vita, che alleviava tutti i trasporti che c'erano in montagna, era un sacrificio. Però questo lo dovevano fare perché le leggi dello Stato a quei tempi erano quelle. Gli alpini sono gente di montagna e parlando di Caraglio, siamo gente che già iniziamo a vivere in montagna e allora in tutte le valli c'erano delle caserme, c'erano delle postazioni di alpini. Diciamo la caserma più vicina a noi era a Dronero ed era composta dal battaglione Valmaira. Praticamente già nel 1922, come si vede da questa foto, il battaglione, questa è una foto di una compagnia, però della 17ª compagnia del battaglione Valmaira, che ha operato nella prima guerra mondiale, nella seconda guerra mondiale, finché dopo è stato disciolto per motivi di ristrutturazione dell'esercito. E in questi fogli, che sono un sunto, praticamente c'è la storia del battaglione Valmaira. Proprio proseguendo su parlando del battaglione Valmaira, se noi ci fermiamo su questo foglio che è un giornale del 1937, vediamo una scena di una disgrazia che è successa in Valmaira sotto la Rocca Lameia, dove c'era una compagnia di militari che facevano delle esercitazioni e sono stati travolti da una valanga. Su questa valanga sono deceduti 23 alpini. Su questi 23 alpini, dopo diversi giorni, sono stati ritrovati e come si vede da questa immagine, che purtroppo ai tempi sono tutte in bianco e nero, qui si vede a Dronero il giorno delle esequie dei ragazzi ritrovati. E qui più in basso proprio c'è uno di quei ragazzi, di quei militari di 20 anni, era di Caraglio, e questo siamo vicino alla chiesa, anche se non si vede la chiesa dei Cappuccini. Questo era un ragazzo di Caraglio che sfortunatamente è stato uno degli ultimi a essere ritrovati sulla valanga, praticamente dopo 4-5 mesi, perché purtroppo a quell'epoca ritrovare le persone travolte da una valanga era una cosa estremamente difficile. Ecco, questo è un po' uno spaccato iniziando della storia delle truppe alpini vicino a noi, nei nostri posti. E poi se andiamo avanti vediamo che riusciamo a vedere l'evoluzione delle divise e su questo allora lascerei al signor Cera, che praticamente è un appassionato, un intenditore di queste divise, anzi penso che sia uno dei più grandi collezionisti di queste
di queste divise, perciò lui riuscirà decisamente a rendere meglio l'immagine e l'importanza di queste divise. Sì, visto appunto il titolo della mostra Alpini di ieri e di oggi, abbiamo voluto anche attraverso i cimeli storici degli alpini poter dare una visione generale di quella che è stata la storia e l'evoluzione del copricapo e dell'uniforme militare di questo corpo attraverso il tempo. In questa vetrinetta qua possiamo per esempio ammirare i primi copricapo che sono stati calzati e vestiti dagli alpini subito dopo la loro nascita. Gli alpini nascono nel 1872 e qui possiamo vedere questa bustina ancora col vecchio fregio degli alpini che risale circa al 1880 e laggiù in fondo una delle prime bombette che è stato il primo copricapo tradizionale delle truppe alpine. Al centro invece c'è un casco coloniale che proviene direttamente da Adua, che è stata, diciamo, per gli alpini il battesimo del fuoco. I primi morti su un campo di battaglia si sono avuti in Africa, nonostante fosse un teatro di operazione piuttosto particolare per gli alpini, vista la loro bravura sono sempre stati impegnati sui fronti più disparati. Per quel che riguarda le uniformi, qui abbiamo esposto un uniforme di inizio secolo, è un uniforme che è stato utilizzato dal 1902 fino al 1912 circa, è un uniforme appartenuto a un ufficiale degli alpini del secondo reggimento alpini di Savigliano. Questa persona ha avuto una storia molto importante all'interno delle truppe alpine e ha prestato servizio appunto nel secondo reggimento qua nelle nostre zone, dopodiché è stato impegnato nella guerra italo-turca del 1912 in Libia. Per l'ennesima volta gli alpini sono stati impegnati in terra d'Africa. E questa è la grande uniforme che veniva indossata durante le parate e le cerimonie. Infatti possiamo vedere la sciarpa azzurra, la sciabola e le spalline argentate. Sempre per dare un'idea dell'evoluzione dell'uniforme, quindi di quello che è il vestiario militare dell'epoca, qui abbiamo un manichino che indossa l'uniforme degli alpini durante la prima guerra mondiale. A fianco ci sono alcuni cimeli che sono stati prestati da abitanti di Caraglio e delle frazioni limitrofe, tra cui delle borracce della prima guerra mondiale, degli sci utilizzati anche sul fronte, ancora in legno con i vecchi attacchi, e lì appunto c'è questo uniforme che ci fa ben comprendere quale fosse l'equipaggiamento dell'epoca e quanto difficile fosse per i nostri militari combattere su teatri difficili come quello appunto del Trentino, Veneto e Friuli Venezia Giulia, dove c'erano molte montagne, quindi le temperature erano sicuramente molto rigide e la neve abbondava. E qui possiamo vedere appunto il fucile, tutto l'equipaggiamento portato dagli alpini in battaglia e l'Alpenstock, che era il bastone col quale gli alpini si aiutavano nelle lunghe marce in montagna. Per dare appunto una visione d'insieme di ciò che è stato l'equipaggiamento militare, ci sono anche dei cimeli più recenti. C'è uno zaino imprestato dal capitano Caramia, che è utilizzato ai giorni nostri nelle missioni all'estero. È uno zaino chiaramente molto moderno e molto funzionale, a differenza di quelli più vecchi che erano ancora in canapa, pesanti. Poi c'è la sciabola che appartiene al capitano Flavio Arnaud, che è stato capitano degli alpini, il suo zainetto tattico, il cinturone e il suo berretto, detto la stupida per via della forma. Appunto, vedendo sotto lo zaino vediamo che c'è un quadro dove praticamente c'è l'immagine del colonnello Turi, che è il primo fondatore, diciamo uno dei fondatori, è il primo capogruppo del gruppo di Caraglio Valle Grande. Questo succedeva nel 1930. Come vediamo qua ci sono proprio dei reperti storici,
partendo dalla Giberna, dove erano queste scatolette con delle spalline messe, dove venivano messe le cartucce dei fucili. Poi c'è la gavetta, la classica gavetta proprio militare, che tutti i militari l'hanno usata, era divisa in due pezzi, in un pezzo al quale veniva messo, diciamo, il primo, la minestra, la pasta, e in questo il secondo, la bistecca, la polpetta, quello che a quei momenti poteva esserci. E questo era il gavettino che serviva per bere, dove veniva messo del vino o dell'acqua, vedete le classiche borracce. E lo zaino, questo era proprio lo zaino che l'alpino si portava dietro, dove dentro praticamente c'era l'armadio, diciamo così, il ricambio, dalla divisa di ricambio, dagli effetti personali. In questo zaino ci stava praticamente tutto. Questi sono dei ramponi per andare sul ghiaccio, e questo sono delle ghette che venivano messe ai polpacci proprio per evitare che andando sulla neve ci si bagnassero. Dei vecchi scarponi che praticamente sono proprio originali, questi dell'epoca E questa è una marmita da campo, praticamente diciamo è una pentola termica. All'interno veniva messo la pasta, il mangiare, quello che c'era, chiuso, e poi messo insomma ai muli o qualcosa, veniva portato su dove c'erano gli alpini, e questo magari occorreva da quando era stato messo all'interno delle ore, però ci si arrivava. Probabilmente non era proprio l'ideale mangiare, però qualcosa di caldo c'era, e uno poteva anche mangiare. Vedete, questo è un bellissimo fodero che è del 1913, e praticamente era un fodero del moschetto 91. Era stato dato, se la scritta si vede, c'è scritto premio tiro a segno nazionale di Caraglio, e questo è del 1913, dato dal Ministero dell'Interno. Praticamente era un premio ambito, già avere una custodia con un fucile così, proprio erano delle gare che erano state fatte qui alla Vallera. Qui vediamo montato su un manichino da donna un uniforme da uomo, però l'ho montata qua perché non avevo più manichini da uomo. È un uniforme da tenente della divisione alpina tridentina. Questa è l'uniforme utilizzata negli anni 30, prima della seconda guerra mondiale, e qui la vediamo bardata per le marce, quindi col cinturone, con la fondina per la pistola e la borsa porta documenti, dove l'ufficiale conteneva le cartine e gli ordini di servizio per la marcia e così via. Nel 1940 questa uniforme verrà modificata, perderà i bottoni dorati, perderà il colletto di velluto nero per assumere una veste più marziale, visto ormai l'approssimarsi del conflitto, quindi assumere un maggiore mimetismo. Se andiamo avanti, su questa tabella, praticamente come tutte le associazioni d'arma, hanno una preghiera, e questa è la preghiera dell'alpino. È una cosa che è abbastanza, dalle parole, è abbastanza toccante, se andiamo a leggerla con un certo spirito. E questo è il gagliardetto.
Questo praticamente è il gagliardetto, quello che tutte le sezioni, tutti i gruppi dell'ANA, Associazione Nazionale Alpini, hanno. Questa è del gruppo Associazione Nazionale Alpini Caraglio, gruppo e Valle Grana. Se la vediamo è fatta in una forma un po' strana, rappresenta sempre la bandiera italiana come tutte le altre associazioni, però è fatta a triangolo con un'asta sormontata dall'aquila e da un'altra parte c'è lo stemma dell'Associazione Nazionale Alpini più l'indicazione del gruppo e della sezione a cui appartiene quello. Allora, vedete qua ci sono diverse piccozze, no? La classica piccozza degli alpini. Questa ce n'è una che è ancora stata abbellita dalle stelle alpine. Questa piccozza che sembra nuova, però è stata fatta, se andiamo a leggere questa, piccozza ricavata dal fondo di una gavetta durante la prigionia dell'alpino reduce di guerra Costanzo Martini ed è stata donata al capitano degli alpini Claudio Calamia. Perciò questo signore che era prigioniero in Russia con una gavetta messa picchiando è riuscito a fare questa magnifica piccozza. Altre ci sono delle piccozze con dei grappelli dove qua sta a indicare il battaglione Mondovì con la caserma Ignazio Bianchi, che è praticamente quella di Cuneo. Da questa parte possiamo ammirare una bellissima uniforme da caporal maggiore artigliere dell'artiglieria di montagna del 4° reggimento divisione cuneense, la divisione martire che rimarrà praticamente in terra di Russia. Questo alpino, questo graduato di truppa, ha tutto l'equipaggiamento che veniva fornito ai soldati durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi, partendo dal basso, vediamo gli scarponi con la chiodatura pesante da montagna, scarponi in cuoio, che sicuramente non potevano reggere al freddo del territorio russo. Poi i calzettoni di lana, le fasce mollettiere, l'uniforme in panno di lana autarchica, perché all'epoca c'era una sorta di embargo contro l'Italia fascista e quindi dovevamo ricavare il tessuto delle uniformi direttamente dalla lana delle nostre pecore, di quello che veniva prodotto in Italia. L'equipaggiamento che comprendeva le giberne portacaricatori, la borraccia, dall'altra parte si intravede il portamaschera antigas, dopodiché da questa parte si vede bene il fucile, il moschetto che veniva utilizzato dai nostri militari e lo zaino affardellato con il telo mimetico e la coperta, eventualmente il cappotto che veniva tenuto legato allo zaino attraverso queste fibbie di canapa. A fianco dell'artigliere è stato esposto un bellissimo basto da mulo che adoperavamo in montagna, in campi estivi e invernali, e questo è per dare a bere. Avevamo da bere in quella, e questo invece si dava la biata. Proseguendo tutta la nostra carrellata di questa mostra, vediamo che qua siamo arrivati a un momento molto particolare e molto toccante. Sono delle lettere dal fronte di ragazzi che stavano scrivendo a casa e vediamo che qui ci sono delle lettere che sono datate, come questo ragazzo è del 1896. Era un ragazzo, adesso scusatemi, come caporale Chiappello Spirito, prima compagnia del battaglione Alpini d'Africa, che scrive a sua madre a Cavalleggi di Valgrana. Questa è stata una lettera che è stata trascritta
dalla allora maestra Luigina Bruno nel 1936, e penso che di queste lettere si possono trovare, sono rarissime di trovare una lettera datata del 1296, se vediamo ancora come è scritta: stimatissima madre, sono delle lettere toccanti se poi uno le va a leggere. Altre sono queste che arrivano dall'Albania, e praticamente sono tutte lettere di persone che non sono più ritornate in Italia, che sono cadute sui fronti di guerra. Anche come se vediamo questa, Africa settentrionale 1941, questo militare non ha più fatto ritorno. Vediamo qua delle decorazioni, il papà del signor Martino, che era, guardate questa come diciamo, questa onorificenza. Come tiratore scelto. Ecco, appunto, come tiratore scelto aveva avuto questa onorificenza. Sono cose, praticamente se andiamo a vedere, riguardiamo le date, sono rarissime. Questo del Regio Esercito Italiano, una croce di guerra più una medaglia, sono cose che se poi vado a vedere sono rarissime. Ecco, se continuiamo, questa è una carrellata di foto della guerra del 15-18. Qui, se si vede Gorizia bombardata, si vedono quello che causa la guerra, dei funerali a 3 ufficiali, si vedono le bare, e poi la documentazione di quanto sono avvenuti in quei giorni. Ecco, in questa vetrina, continuando la carrellata storica sui cimeli degli Alpini, vediamo, oltre nella parte bassa a 2 splendidi elmi col fregio rispettivamente del terzo reggimento artiglieria da montagna e fregio degli Alpini, e un cappello della 35esima compagnia del terzo reggimento Alpini. Nella parte alta invece abbiamo 3 splendidi cimeli che arrivano direttamente dal fronte russo. C'è, come vediamo, un elmo mimetizzato con vernice bianca, proprio per essere impiegato sulle bianche distese della steppa russa. Porta ancora gli occhiali che venivano utilizzati dai battaglioni sciatori per riparare gli occhi dal riverbero del sole sulla neve. A fianco c'è il colbacco con il passamontagna di lana che veniva utilizzato dagli alpini per ripararsi dal freddo, che era decisamente molto intenso in Russia. Come possiamo vedere è fatto con il vello della pecora, praticamente il pelo della pecora. Sulla destra invece c'è un cappello alpino appartenuto a un artigliere del 4° reggimento Alpini di artiglieria, appunto divisione cuneense, sul quale è stato appuntato il distintivo che veniva concesso a tutti coloro che avevano partecipato alla campagna sul fronte russo. Per quello che riguarda gli alpini di oggi, abbiamo qui esposte 2 uniformi. La prima è un uniforme moderno, possiamo dire, uniforme degli anni 90, in uso tuttora nell'esercito, è una drop da caporale degli alpini, che è stata imprestata da un ragazzo qua di Caraglio che ha fatto l'alpino negli anni scorsi e porta ancora tutte le medaglie e i distintivi del suo reparto. La drop veniva utilizzata in libera uscita oppure durante le cerimonie militari. Infatti vediamo il taglio molto elegante dell'uniforme.
fianco invece abbiamo una splendida uniforme da cadetto al secondo anno dell'Accademia Militare di Modena. I cadetti erano coloro che, desiderando diventare ufficiali dell'esercito, entravano in accademia per svolgere 2 anni di servizio di scuola all'Accademia Militare di Modena e che poi venivano proseguiti a Torino alla scuola di applicazione d'arma, dalla quale uscivano come tenenti del nostro esercito. Questa uniforme appartiene a Claudio Caramia, attualmente capitano del 3° Reggimento Alpini, che è stato anche in missione all'estero a Kabul lo scorso anno. Gli alpini non solo in armi hanno fatto delle cose, anche quelli che ormai dopo il congedo in questa grande famiglia di alpini hanno creduto in qualcosa e allora si sono dati da fare, come tutti gli alpini si danno sempre da fare. E anche a Caraglio, come gruppo di Caraglio, è sorta una sezione di protezione civile. E qui vediamo che hanno la loro divisa, se vediamo c'è lo stemma dell'Associazione Nazionale Alpini, e queste persone, quando vengono richieste da enti, da comuni, si attivano per andare a dare una mano. Solamente il giorno 23, mi sembra, sono andati a Prandeves a dare una mano al comune perché avevano dei problemi, essendo quei comuni di montagna dove non ci sono più molte persone e i comuni purtroppo non hanno a molta disposizione, hanno chiesto se gli alpini della protezione civile andavano a dare una mano a smontare la pista di pattinaggio e gli alpini non si sono tirati indietro, sono andati e hanno fatto questo servizio. Vediamo che qua, anche parlando di alpini in congedo, però parlando anche di alpini in armi, vediamo questa immagine dove gli alpini sono recati sopra Prandeves, una frazione che si chiama il Teie, perché questa famiglia avevano le mucche su, probabilmente perché l'inverno era stato molto rigido, erano rimasti senza fieno. E come fare per portarlo su, visto che non c'erano strade, c'erano solo una mulattiera? Allora gli alpini hanno caricato il fieno sui muli e li hanno portati su e praticamente questa famiglia, queste mucche, questa azienda agricola è riuscita a andare avanti. Altre attività che sono state fatte dagli alpini, qui c'è la costruzione del rifugio remondino in Alta Valle Gesso. Per fare un rifugio in montagna bisogna portare su tutto a mano. Hanno chiesto anche l'aiuto degli alpini. Si vede che qui ci sono dei muli, già cominciano a intravedersi i primi elicotteri e poi sono state fatte delle teleferiche e si è portato sul materiale per la costruzione di questo rifugio, che è su a 2200 metri in Alta Valle Gesso. Se vediamo qua ci sono delle immagini, delle fotografie, ma ci sono anche dei discorsi. Quando è stata praticamente il 27 maggio del 73 è stata inaugurata la via divisione alpina cuneense, che praticamente è quella che, per intenderci, per Caraglio, dal semaforo dove c'è il peso che prosegue verso Cuneo, è stata inaugurata questa via. Praticamente questo è il discorso fatto da un cappellano militare. Ci sono delle immagini di attività di campi invernali, una poesia del non dimenticato sacerdote cavaliere Ettore Ravotti, che tutti lo conoscevano benissimo, no? E questo è praticamente un foglio dove viene citato, visto che negli alpini c'è la fedeltà alla montagna, e questo è un signore di Monte Rosso Grana a cui è stato fatto una menzione per la fedeltà alla montagna, proprio per l'attaccamento alla terra, diciamo proprio come spirito alpino. Allora, proseguendo, qui
come gruppo abbiamo voluto avere una raccolta di tutto quello che è stato fatto dalla fondazione del gruppo, che ricordiamo che il gruppo di Caraglio è stato fondato nel 1930, e proprio per questo spirito, se guardiamo questa immagine, il 12 novembre del 1972 è stato inaugurato il monumento agli alpini, che praticamente per tutti, vedete chiaro, è quello che è davanti alle scuole medie e elementari di Caraglio. Questo è stato inaugurato, come ripeto, il 12/11/1972, voluto dall'amministrazione e sempre dal compianto Cavalier Menardo Michele. Che siamo in questo momento qui, abbiamo rappresentato un plastico che è il plastico del santuario sacrario di santuario di San Maurizio di Cervasca, dove praticamente è stato dedicato alla Madonna degli Alpini, ma è stato fatto specialmente per i reduci della divisione cuneense. Se guardiamo questo plastico, che praticamente rappresenta fedelmente la chiesa, poi tutto attorno ci sono delle croci, anche se quelle che ci sono non bastano per collocare tutte le persone. Ogni croce ha un nome segnato sopra e sta a indicare quei ragazzi che non sono più ritornati dalla campagna di Russia. E questo è un alpino che così ha voluto creare questo plastico proprio in memoria degli alpini e della divisione cuneense. Se continuiamo da questa parte, vediamo un po' l'attività del gruppo, che non è come gli alpini che non sono più in armi. Queste sono praticamente tutte le foto delle adunate che sono state fatte in passato. Diciamo che come quest'anno l'80ª adunata è a Cuneo, ogni anno c'è un'adunata e il gruppo di Caraglio e Vallegrana hanno partecipato a questa adunata. Vediamo qua, vediamo l'adunata di La Spezia, la 58esima, la 57esima a Trieste, a Genova, a Parma, a Torino. Praticamente non è mai stata persa un'adunata. Vediamo questa qua che è del Arriviamo alla adunata dove vediamo qua due persone, Rovera Giovan Battista e Garino Francesco, nel 1939 a Trieste. Vedete che lo spirito alpino non è mai stato perso. Questa foto sta a indicare l'inaugurazione della nuova sede in piazzale di San Giovanni il 12 maggio del 1982. Da com'era allora adesso, gli alpini hanno fatto molte cose, hanno rifatto, hanno messo in ordine senza mai chiedere nulla. Un'altra cosa che è solamente questo quadretto, che è piccolo, però ci riempie di orgoglio almeno il gruppo Alpini di Caraglio, per questo che lo voglio sottolineare. Se guardiamo è Ital for Kabul ed è datato 1 febbraio 2005. Questo sta a indicare che nel 2005-2004 gli alpini di Caraglio si sono attivati per raccogliere del materiale, vestiti, attrezzature, libri, materiale didattico da mandare
ai bambini, ai ragazzi in Afghanistan. Questo è stato tutto consegnato a noi, l'abbiamo impacchettato, sigillato e consegnato agli alpini di Fossano, al primo reggimento artiglieria, che sono andati a Kabul e hanno consegnato questa roba, e questo ci ha reso anche un orgoglio, perché l'abbiamo fatto così proprio di getto, e se ci è stato dato questo ringraziamento è perché ci teniamo proprio, abbiamo fatto questo proprio così di getto. E non solo questo, gli alpini a Caraglio, oltretutto parlando proprio come gruppo, per spiegare che non è che se ne stanno tutti i giorni con le mani in mano solo a far festa. Se ci ricordiamo, c'è una volta all'anno riusciamo a fare il banco alimentare. E il banco alimentare cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono nei supermercati, ci troviamo, e le persone che vanno a acquistare della roba, dei generi alimentari, magari acquistano un pacchetto di pasta in più, 1 litro di latte, e ce lo consegnano a noi. Tutto questo materiale viene impacchettato, dato e poi consegnato a chi veramente ne ha bisogno, e questo state tranquilli che è veramente dato. Oltretutto anche gli alpini nell'arco dell'anno a Caraglio si presentano ai pensionati, agli ospedali, magari per creare un giorno di festa, dando un panettone, distribuendo un bicchiere di spumante, un'ora di suonata con la fisarmonica per rendere un po' d'allegria a queste persone che ne hanno bisogno. E questo è tutto quello che il gruppo fa. Facciamo anche una castagnata senza mai chiedere nulla. Questo è sempre stato fatto così, come spirito alpino, proprio per dire cerchiamo di dare qualcosa per gli altri. Per concludere la carrellata di cimeli e uniformi storiche, qui vediamo esposta un uniforme da cerimonia appartenuta al caragliese Caramia, tenente colonnello degli alpini nel commissariato alpino. Qui possiamo vedere, oltre naturalmente alla sciarpa azzurra, alla sciabola, il brevetto da paracadutista e il distintivo da pattugliatore scelto. Sempre restando nei tempi moderni, il figlio del colonnello Caramia ci ha gentilmente imprestato questo poncio mimetico e questo berretto in pile che ha utilizzato durante la missione all'estero in Bosnia, missione denominata SFOR, secondo le sigle della NATO. Nell'ambito di questa iniziativa Alpini di ieri e di oggi c'è stata la presentazione del libro scritto da me, dal titolo Sulla testa degli alpini, e un libro che ho creato partendo da tre punti di partenza diversi. Ho analizzato la storia degli alpini dalla loro nascita fino alla Seconda Guerra Mondiale per dare così una visione d'insieme di quello che sono stati gli alpini nella storia, quello che hanno rappresentato, tutte le battaglie, le guerre a cui hanno partecipato, distinguendosi sempre per coraggio ed eroismo. Ma oltre alla storia ufficiale sulla quale sono stati scritti già numerosi volumi, ho voluto narrare anche la storia di coloro che questa storia l'hanno scritta, cioè gli alpini, i reduci. Quindi ho raccolto delle testimonianze, dei diari, molte foto inedite appartenute a un ufficiale di Savigliano e a un alpino di Cuneo che ha partecipato alla campagna di Albania e Grecia. Infine, per concludere il volume, ho voluto dare una visione d'insieme di quello che è stata l'evoluzione del copricapo
che ha accompagnato gli alpini nelle loro storie personali attraverso la grande storia nazionale. Quindi partendo dalle bombette dei primi copricapo alpini, dei neonati alpini, diciamo così, descrivo la nascita del cappello alpino, quello che tutti noi conosciamo attualmente, gli elmi utilizzati durante la Grande Guerra e durante la Seconda Guerra Mondiale, i caschi coloniali utilizzati in terra d'Africa, per arrivare fino al colbacco, al passamontagna e ai copricapo impiegati durante la ritirata di Russia. Questo per dare una visione a 360 gradi di quello che è il mondo alpino, non soltanto fermandosi sulla storia ufficiale o sui copricapo, quindi un argomento che potrebbe interessare soltanto i collezionisti, ma diciamo avendo anche un occhio di riguardo a chi questo copricapo lo indossava.